Buon pomeriggio a tutti ragazzi, sempre novità su novità, cose strane, oramai qua ci siamo abituati quasi a tutto, stavolta girando per il web ho trovato una notizia diciamo curiosa. In effetti il rover Curiosity, e su queste migliaia di fotografie ragazzi una è uscita davvero anomala, così chiamiamola così, strana, come la vogliamo chiamare. All'inizio sembra un oggetto adagiato sul suolo, ma poi vai a vedere sempre una struttura di ferro. In effetti è stata trovata nel cratere Gale e si trova a sud della pianura Elysium Platinium. Dopo un'analisi diciamo approfondita dell'immagine si possono osservare dettagli che lasciano un po' perplessi, diciamo così. Infatti molti hanno commentato su questo diciamo sito della NASA che si crede che questo oggetto possa essere parte di un meccanismo oppure qualche parte meccanica che è rimasta lì, l'hanno persa, si è rotta, comunque qualche cosa che davvero è rimasta sul suolo marziano. Sarà rotto qualche pezzo, avranno perso un pezzo per la via, ragazzi, e l'hanno rimasto lì. Comunque voi sapete che il rover in effetti lui fotografa tutta diciamo la zona e manda fotografie sul sito della NASA. Poi giustamente i complottisti, che poi saremo noi, studiano peggio di me, io più o meno trovo la notizia, ciao Arianna, quindi e poi la pubblico e vabbè. E poi ci stanno proprio quelli là appassionati, ragazzi, che lo fanno proprio per puro piacere di, ciao Mark, puro piacere di avere ragione che esistono gli UFO, gli alieni, queste cose così, quindi lo fanno per passione. E in effetti questa foto ragazzi io non la metterò qua perché è copyright e quindi è vietata, però lasciatemi un commento sotto questo video e vi rimango il link della foto, andatela a guardare e commentate poi sotto al mio video naturalmente. Quindi vi rimango il link della NASA dove sta la foto, ingranditela un poco perché si apre piccola, poi ci clicchi e si apre più grande, sta sulla destra, è tipo una ruota ragazzi, quindi potete vedere, poi potete scaricarvela, vedere, ingrandirla, fare, poi se la volete scaricare, comunque si vede già 1 chilometro. Lascia un commento sotto a questo video, qualsiasi, dici me ne mandi la foto e io te la metto sotto al tuo commento e poi te la vai a guardare con tutta calma. Questa è una foto della NASA, non posso metterla nel video perché mi darebbero il copyright e quindi è protetta dai contenuti perché non è mia, capisci? Però se qualcuno mi commenta io gliela metto sotto al suo lì. Dice Giuseppe mi mandi la foto io sotto il tuo commento. No, è più o meno, è tipo una ruota metallica in effetti, che sta appoggiata sul suolo marziano. E quindi diciamo, hai presente fosse un drone grande, più o meno così, è strano. In effetti è di natura metallica. Sì, no, non l'hanno detto, grazie, questo è quando te lo dicono. Comunque hanno detto ragazzi, facendo i calcoli approssimativi, un attimo che questo qua è in inglese, 3,6 miliardi di anni ha, figuratevi. Quindi questo cratere ragazzi ha 3,6 miliardi di anni. Quindi dove è andata sta cosa qui? È una cosa allucinante, vedete quanti miliardi di anni ha, quindi sta adagiato sul suolo marziano del Cratengale. Edoardo, sì, lasciami un commento sotto a questo video, dici Giuseppe mi mandi la foto, così tu lasciandomi il commento, io poi più o meno, allora siccome partiamo che Marte è metallica in effetti, un colore tipo un grigio metallizzato, diciamo così più o meno. Però partiamo che il suolo marziano è tutto marroncino, quindi capisci, il colore comunque si vede che è diverso. In effetti è come hai presente la ruota dell'auto? Toglici il copertone e che cosa rimane? Quella cosa sferica di metallo, no?
così, mi sembra una cosa così più o meno, tipo un bullone rotondo grande, eh, tipo una ruota senza copertone, come devo dire. Comunque una cosa strana, io poi l'ho salvata la foto, ce l'ho già salvata sul computer, diciamo quando termino lasciatemi un commento, sì lascia il commento sotto questo video però, così ti posso linkare e mandarti la foto a te, a Edoardo, a tutti quanti, quindi io poi la metto sotto i commenti vostri ragazzi, che così capite, quella è coperta da copyright che è della NASA, io non posso metterla così diciamo esplicita. Vabbè ragazzi, vi auguro buona proseguimento di serata, è il tempo che mi finisce l'elaborazione del video. Lasciatemi il commento e vi metto il link della foto e poi lasciate il commento sotto al video. Ciao ragazzi, buona serata.